e quindi abbiamo pensato così di fare una cosa che ci piacerebbe che avvenisse se voglia. Invece della targa classica abbiamo pensato, ecco questo. Abbiamo scritto che la città di Mirano, e quindi Mirano, si congratula con Mauro Crivellaro della Bottega del Gelato per i grandi risultati e riconoscimenti ottenuti nella sua arte e lo ringrazia sentitamente per aver conferito prestigio al nome della città nel mondo, perché noi pensiamo che sia proprio un'arte la sua. Grazie. Mauro. Applauso. E questi abbinamenti? Beh, insomma, in realtà sì, può dire tante cose, ma alla fine si legge, si vede. Zuccavareti e anche nei tortellini, tanto per dire. Mentre il Cacco in realtà è la fiera di Longarone che propone un tema e tutti devono fare quello. Ho capito. Anche l'assessore Tomello, che è l'assessore alle attività produttive, che lei sarebbe stata qui oggi, ma si era presa qualche giorno di riposo, è via proprio da Milano, perché sennò sarebbe qui con me, mi ha detto di portarle i saluti, insomma. No, è proprio via, si è presa qualche giorno di riposo. Poi c'è un altro premio che arriva. C'è un altro premio, sì. Diciamo che in qualità di presidente della Gelateria di Veneto e anche a livello nazionale vorremmo conferire appunto questa piccola targa a Mauro proprio per la sua professionalità e soprattutto anche perché effettivamente è sicuramente un valido alfiere per quanto riguarda la diffusione del gelato artigianale in Italia, diciamo sicuramente in Italia, ma ovviamente abbiamo anche delle testimonianze di colleghi gelatieri tedeschi e austriaci che ovviamente ammirano e apprezzano la professionalità di Mauro, per cui da parte dei gelatieri di Veneto e anche a livello nazionale e anche a livello di Arclas, che è l'associazione che raggruppa tutti i gelatieri d'Europa, vorremmo conferire questa targa a Mauro proprio per la sua grande professionalità e proprio perché sta diffondendo veramente in maniera veramente professionale quello che è il gelato artigianale in Italia e anche nel mondo. Complimenti. Dove sta questa roba? Bisogna mettere nella bottega, Ah, e questo sì. Ecco, siccome la fiera di Longarone è meno ufficiale, meno retorica, però più concreta, noi vogliamo farci anche noi un po' di pubblicità per aver ospitato Mauro e quindi gli diamo un cartello che sarà obbligato a esporre, intanto per far capire ai suoi clienti che è bravo, ma magari questo non serviva per ribadire il concetto e anche per ricordare gli eventi sul gelato che si fanno a Longarone. Quindi anche vai!